Una 4 giorni intensa, una 4 giorni inserita nella settimana santa della provincia di Enna. La nona edizione del torneo di calcio giovanile Città di Enna, categoria esordienti. Grandissimo pubblico, grandissima affluenza e soprattutto tantissimi bambini. Siamo con la responsabile dell'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, siamo con Alice Licata. Alice, devo dire che l'affluenza di pubblico c'è stata e i ragazzini sono anche un po' curiosi di conoscere la vostra associazione. Sì, assolutissimamente, perché comunque l'associazione cerca sempre di far conoscere e far sapere ai ragazzi qual è il nostro scopo e qual è la nostra informativa comunque. E qual è l'importanza comunque della donazione, a prescindere che loro oggi non possono essere iscritti all'interno del registro dei donatori. Quindi è assolutamente importante questo. Ed è importante magari con la continuità, non soltanto in una manifestazione sportiva, la presenza della vostra associazione, per esempio nelle scuole. Noi andiamo nelle scuole, tra l'altro da poco siamo stati a Piazza Armerina, ora ci aspetta Val Guarnera, a Barra Franca e a Enna anche altri istituti comunque scolastici. Cerchiamo di essere sempre presenti all'interno del territorio per quello che comunque concede, perché essendo volontariato comunque con il nostro lavoro, però cerchiamo sempre di essere presenti perché anche se una sola persona lo sa, per noi è fondamentale e importante. L'edizione si conferma positiva proprio perché si è arrivati alla nona edizione. Tra l'altro è perfettamente riuscita la formula dell'inserimento di questa settimana calcistica o di questa 3-4 giorni calcistica all'interno della nostra settimana santa, per cui consentiamo ai genitori e a tutti gli accompagnatori di accoppiare l'aspetto squisitamente sportivo con quello promozionale turistico, perché ieri sera abbiamo consentito loro, grazie anche alla situazione climatica che ci ha favorito, di poter vedere la settimana che culminava proprio con la processione del Venerdì Santo. Per cui ritengo che la formula sia azzeccata. Ringraziamo gli organizzatori, di Dio soprattutto, e tutti coloro che fanno il sacrificio di accompagnare questi ragazzi e di seguirli per la loro crescita sportiva. Un percorso che abbina sport e turismo, credo fondamentale per una grande e bellissima realtà che è Enna adesso. E io devo dire che proprio Pergusa si presta bene a questo binomio, perché Pergusa, che storicamente e tradizionalmente è la sede dell'autodromo più importante che c'è da Roma in giù, riesce anche ad avere nel proprio ambito l'aspetto naturalistico della riserva e l'aspetto naturalmente sportivo della struttura sportiva. Se riusciamo poi a dare un respiro non soltanto regionale o rivierasco, perché so che c'è quest'anno anche Malta, Reggio Calabria, eccetera, che ne possiamo dare anche un respiro più nazionale, che ne faremo la nostra parte e saremo accanto come sempre a Luigi Di Dio e a tutto il suo staff per cercare di rendere l'organizzazione quanto più piacevole ma anche quanto più leggera che possibile. Mister Fiume, allenatore della Regina, per quanto riguarda questa categoria esordienti, ancora una volta un messaggio importante da regalare ai tuoi ragazzi, intanto legando la presenza in una settimana importante qual è stata la settimana santa qui ad Enna, e soprattutto anche un messaggio educativo nei confronti di tanti altri ragazzi, esperienza in più volendo appunto per il tuo gruppo. Innanzitutto c'è da ringraziare gli organizzatori del torneo, perché a prescindere dal divertimento dei ragazzi sono stati veramente eccellenti. Su quanto riguarda sul punto di vista di gioco quello che è successo in campo, si è visto dei ragazzi con tanta voglia di dimostrare tanto divertimento verso questo sport che è il gioco del calcio. Vederli giocare, vederli competere l'uno tra l'altro, anche noi giocando sotto età, avendo la squadra sotto età, perché noi essendo una squadra professionista andiamo a giocare sempre sotto, ma è stata comunque un'esperienza che ci fa formare tanto e ci fa crescere. Torneo internazionale, praticamente anche con la presenza di Malta. Che esperienza è stata questa nona edizione del trofeo di Enna?
Era un'esperienza nuova per un po' dei ragazzi, perché era la prima volta a giocare fuori da Malta. No, era una bella esperienza, e che i nostri giocatori hanno forse non hanno vinto molto nel campo, ma hanno vinto molto per l'esperienza proprio in sé per sé. L'esperienza, sì, e per l'abilità di giocare il calcio. Ringrazio l'assessore Dante Ferrari, assessore allo sport del comune di Enna, per averci sostenuto in questa 9ª edizione. Lo ringraziamo di cuore perché so quanto ci tiene lui molto a questa edizione. Speriamo di migliorarla l'anno prossimo. Faccio gli auguri a tutti e in primis all'assessore, donando questa targa. Claudio Lucchini ancora una volta presente per scovare chissà magari il campione del futuro. Grande livello tecnico per questa 9ª edizione del Città di Enna. Sì, assolutamente, è stato un evento organizzato con l'amico Luigi Di Dio, riservato a una categoria al quale in questo momento c'è molta attenzione, la categoria esordienti 2010-2011. Diciamo sono i talenti, i giocatori del futuro. Si cerca attraverso appunto queste manifestazioni, questi eventi di confronto anche di poter dare visibilità, opportunità anche a quelle realtà che magari spesso sono lontane dai grandi centri. Ecco, vediamo Magira, vediamo Trovino, insomma a volte si dice sempre no, dove Maometto non va alla montagna, la montagna che va da Maometto. Ecco, mi piace un po' dire questo, e questa è ecco, un'occasione che ci ha aiutato appunto anche per scrivere diverse annotazioni. Stamattina ci siamo confrontati anche con colleghi scout di altre società importanti e appunto speriamo insomma, al di là di tutto comunque è stato un evento in quale abbiamo apprezzato la bellezza del luogo, la bellezza di questo sport alla fine, e anche qualche bel gesto tecnico. Pochi giorni fa appunto anche il presidente Morgana evidenziava appunto questo aspetto, cioè la Sicilia, insomma il sud in generale, ma la Sicilia ha luoghi secondo me appunto da valorizzare e da scoprire, come può essere l'oasi del lago di Pergusa. Oltretutto valorizzando un impianto importante che è all'epicentro diciamo, di una regione grande che può dare la possibilità appunto di scoprire luoghi che magari non conoscevamo. Oltretutto questo è un evento che ci ha dato modo anche di apprezzare quella che è stata la processione della Via Crucis, molto emozionante, devo dire è stato veramente bello scoprire appunto questa religiosità, ecco, abbinare il turismo, abbinare questi eventi religiosi, legando tutto questo attraverso lo sport, credo che sia appunto il massimo.
cornice di pubblico numerosa e soprattutto poi il livello tecnico delle squadre è stato molto alto, detto da tanti tecnici e da anche persone che fanno scouting per società professionistiche. Chiedo scusa per qualche mancanza perché è naturale che ci sia qualche mancanza, però complessivamente è andato tutto bene. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha sostenuti nella persona del dottore Dante Ferrari, assessore Cortese, una buona riuscita del torneo, una anche attenzione da parte degli esercenti, degli albergatori, che c'è stata anche una ricaduta economica da parte della città e soprattutto ieri sera queste società, alcune ma diverse, sono venute ad Ennalta, non sono saliti per assistere al Venerdì Santo. Quindi ringrazio a tutti, Claudio Lucchini e tutto lo staff, dal signor Bonasera, al signor Saminara, alla signora Roberta. Alla prossima e un augurio di buona Pasqua.